Beh, diciamo che è stata una stagione abbastanza altalenante e anche abbastanza difficile, però questo ormai siamo abituati perché non esiste, di facile non esiste più niente. Quindi per alcuni settori è andata particolarmente bene, pubblici esercizi, locali notturni è andata bene, Jesolo e anche i dintorni e anche l'entroterra sta tirando bene, molte maggiori difficoltà per quanto riguarda il commercio tradizionale. Quello purtroppo soffre sempre di più, i motivi li sappiamo perché le vendite online, perché i centri commerciali e poi anche e soprattutto perché la gente ha meno disponibilità finanziaria e quindi cerca, non più una volta comprava per il piacere di avere qualcosa di nuovo, adesso acquista solo se ha effettivamente necessità di avere qualcosa. Quali sono gli obiettivi che per il 2020 vi ponete? Noi come imprenditori abbiamo l'obbligo di essere ottimisti, perché un imprenditore che non è ottimista nel futuro si adagia, non è più propositivo, non ha più la voglia e la capacità di crescere. Quindi ottimismo, sano ottimismo, coscienti che gli anni sono particolarmente difficili, ma con l'impegno alla fine si riesce sempre a portare a casa una bella stagione, una bella annata e in bocca al lupo a tutti i nostri colleghi e soci.